Emanuele Bressan, a tutte le autorità civili e militari presenti, grazie a Don Ivan per averci ospitato qui questa sera. 60 anni e oltre, arrivati 64-65, di storia musicale, storia fatta di passione, di testimonianza, di sacrifici. Abbiamo girato il mondo, Stati Uniti, Canada, l'Europa quasi tutta. Abbiamo, ringraziando Dio, visitato tutta l'Italia nei teatri maggiori che esistono, fino alla Sicilia. Abbiamo cercato sempre di meritare, come questa sera, l'ospitalità che ci viene donata. E un gruppo maestoso, infatti vedete a me, lo rappresento in tutto, un gruppo di tante persone che hanno diverse situazioni, lavoro, eccetera, ma che lo accomuna al fatto di avere nel canto un qualcosa di eccezionale e speciale. E quindi di chi stiamo parlando? Di un coro che è capitanato dal maestro Massimo Spizzato, coro Edelweiss Ana Montegrappa. Sezionale della sezione di Ana di Bassano del Grappa. E che cosa, come abbiamo pensato, soprattutto il maestro, di iniziare questa serata? Con un omaggio alla montagna. Conoscete tutti i Peghi dei Marzi, sì o no? Ci posso credere? No. Sì o no? No, perché sa, colloquiare è sempre bello che fare un monologo alla Vittorio Casa, ma dopo un po' si addormenta. Infatti più in fondo ho visto un signore che mi hanno svegliato io. La montagna è bellissima perché Peghi dei Marzi ce lo racconta attraverso una bellissima canzone che ha proprio ideato in una sua prima escursione, tra le sue prime escursioni montanare. Chi va spesso in montagna, chi ci va poco come me, però sa che fondamentalmente lo scenario cambia, più si alza e più cambia lo scenario, no? Si parla per esempio degli abeti, su in alto, i piogge all'inizio, tutte queste cose qua. E Peghi dei Marzi fa questa cosa, cioè si rende conto che pian piano che sale, vede questo dono di Dio, una cosa meravigliosa, si apre davanti a sé un prato enorme pieno di fiori colorati, però si accorge, seduto magari anche stanco, che lassù in alto c'è una casa bianca, un rifugio, una casa bianca, un qualcosa perché lo stimola a dire, beh, sono arrivato qui ma io devo arrivare lì. È un po' una lezione di vita. E se mi permettete, questa prima canzone la vorrei dedicare a nome di tutto il coro a due amici che grazie a Facebook, anzi salutiamo anche gli spettatori di Facebook perché siamo in diretta sia noi come coro che l'altro, e ci stanno ad ascoltare, che
stanno passando un momento un po' particolare. Allora, siccome gli piace la montagna e proprio la prossima settimana andranno in ferie, spero tanto che la montagna dia pace alla loro anima, un po' presa da tante cose, ricordando che Dio parla anche attraverso semplici momenti come quello di capire la bellezza di ciò che ci circonda. Quindi, caro Fabio, caro Giuseppina, mi raccomando, rifugio bianco. Anche questo si collega un po' con il primo, nel senso profondo. Oggi purtroppo siamo più tentati di vedere con gli occhi che con il cuore. L'esteriorità in tutti i sensi, lavoro, televisivo, tutto quello che volete voi, è molto forte. E questo porta ad essere un po' frivoli, un po' semplici, poco profondi. Le nostre radici
non sono così profonde come dovrebbe essere, e basta poco e l'acqua ci spazza via come una casa costruita sulla sabbia invece che sulla roccia. È la provocazione che ci fa Marco Maiero, dove ci dice che bisogna cercare con il cuore e non con gli occhi. Cercheremo. Questa sua elaborazione sul pentagramma racconta una verità sacrosanta sugli alpini e la trasforma in una preghiera. E allora non c'è bisogno di presentazione, ascoltate oltre che con le orecchie, con il cuore, ciò che appunto dedichiamo questa canzone a tutti gli alpini presenti, familiari tutti. Preghiera per gli alpini.
le mani tanto così dopo noi ci crediamo, poi vi vediamo sempre di più, Nel 17 Codroico, se vi ricordate bene dai documenti di storia, non vuol dire che siete certo, venne colpita da un conflitto per tenere forza sul ponte della Veneziana. E potete immaginare, no, con quale verve, con quella forza si cercava di respingere le forze austro-tedesche. Provate a immaginare un anno prima, no? Provate a immaginare un anno prima in montagna, durante la notte, 1916, 15, il 16 giugno venne liberato. Ma provate a pensare in montagna, di notte, le difficoltà provate da questi eroici ragazzi, perché tanti erano del 99. E provate a pensare però, e questa forse la sottolineatura più importante, il dolore di un colonnello che vede davanti a sé tanti ragazzi che potrebbero essere i propri figli, di cui tanti non vedrà più il ritorno. Anzi, sa che li manda verso una morte quasi certa e con il cuore infranto dirà: non vi preoccupate perché entrerete nella leggenda, nella gloria della nostra patria. L'elaborazione di Malatesta, Montenegro.
stanno arrivando delle emozioni? Sì o no? Perfetto. Ora, il prossimo brano parla un po' di queste emozioni. Ho sempre paura di domandare. Prima ho domandato alla signora, posso fare una domanda? Se avessi chiesto 10 milioni di euro, lo avrebbe detto di sì. Alla domanda mi ha detto di no. Va bene. Però a me piace interagire con il pubblico. E posso fare una domanda alle signore, non la conosco, cioè è la prima volta che la vedo, che so fortuna, quindi se è tanto che devi vedere un'amica ieri ha visto un'amica, scusi come si chiama? Paola, ha visto un'amica dopo tanto tempo, giusto? Vi può dire la prima sensazione che si ricorda dentro appena vista? Che cosa ha provato? Commozione. Dopo la commozione una gioia. Perfetto. Cosa le mancava di quella persona? Lo sguardo. Bene. Paola ha preso in pieno ciò che Giorgio Susana dice in questa canzone, dopo aver ritrovato un biglietto in un cappotto di un alpino in Russia, che purtroppo non ce l'ho fatta, e dice proprio questo: fino a quando voi mi ricorderete, anche se rimango qui, io avrò sempre sì commozione, gioia allo stesso tempo. Di Giorgio Susana, io resto qui a Dio.
Santa Paola in questo che abbiamo detto. Hai visto? Non sono mentiroso, come dicono in Spagna. Allora, questa sera è una serata particolare per tutti noi, per tutti voi che ci siete venuti a trovare, i signori di Facebook che commenteranno, però è ancora più particolare questa serata. Chiedo scusa, chiedo venia, il narratore Giuseppe, non l'ho detto prima, chiedo scusa Giuseppe, fatti vedere perché se no faccio finta che lui è Giuseppe. Dicevo che però questa sera è una serata speciale per due di questa formazione corale. Guardate che uomini, che bellezza, che splendore, Tra questi due oggi è la loro prima esibizione, quindi chiedo di andare al centro a Tiziano Di Segna e Thomas Borghino. Sabato 12 e domenica 13 luglio c'è stata la commemorazione per dire il teatro di una delle guerre più dure della prima guerra mondiale, delle battaglie più dure veramente della prima guerra mondiale. È stato proprio fatto la commemorazione il 12 e 13 luglio e parlo dell'Ortigara. Cosa rappresenta, se pensiamo un po', no? Cosa rappresenta il Monte Ortigara quando ancora oggi si spara e si uccide in nome della pace? Allora sentiamoci tutti responsabili di costruire quella parte di colonna Muzza, facendo la pace dentro noi stessi, con i nostri figli, con le nostre vicinanze, con i nostri familiari, amici, condomini, e vedrete che la pace avrà ancora più senso, perché spesso, perlomeno parlo per me, io dico, ma loro, perché sono in alto, governanti, eccetera, e magari io non riesco a sopportare il vicino di casa. Sappiamo essere consapevoli di essere portatori di pace, e Arrigoni lo fa con questa bellissima canzone Ortigara.
nostra ultima canzone. E non so se dopo è previsto un canto insieme. E allora ti anticipo i saluti già da adesso, prima dell'ultima esibizione, da parte del nostro presidente Manuel Bressan, del nostro maestro Massimo Spizzato, e ringraziamo ancora di nuovo per l'invito che ci avete dato, l'opportunità di questa sera di stare insieme a voi. A parte gli scherzi, gli applausi e la vostra attenzione ci è arrivata veramente tanto, quindi vi ringraziamo di cuore perché vi abbiamo sentiti vicino. Allora, tutte queste emozioni che voi avete provato questa sera, trasformiamole in un dono di pace a chi non c'era stasera, magari perché è impegnato, familiari, mogliere, chiunque. Portatela dentro di voi e donatela come segno di pace, questa emozione che avete provato alle persone vicino a voi. E noi finiamo sempre così, perlomeno diciamo sempre ricordatevi, è una frase detta da un grande santo: la misura dell'amore è amare senza misura. Con questo prossimo canto di De Marzi, la misura dell'amore è stata immensa, vite spezzate per dare a noi la possibilità oggi di essere qui democraticamente e parlare. Gli alpini che alla mancanza della sorella, della moglie, della fidanzata rivedono in una bambina, Iosca, con le scarpette rosse, la identificano in lei, e quindi nel ritmo della balalaica De Marzi fa questa bellissima poesia intitolata Iosca la rossa.